1212 cooperative, un fatturato complessivo di 6,6 miliardi di euro, 124.417 soci, 47.739 addetti tra soci e non. È il grande mondo di Confcooperative del Veneto, riunitesi in assemblea elettiva post-Covid, occasione per fare il punto della situazione e per guardare al futuro con altri occhi, con una riconferma, quella del presidente uscente Ugo Campagnaro, proprio per portare avanti un percorso iniziato che oggi più che mai deve proseguire, proteggendo il sistema e le persone, collaborando sempre più con le istituzioni. La salute del mondo cooperativo veneto l'ha dipinta con una ricerca del professor Daniele Marini dell'Università di Padova, dalla quale emerge una situazione difficile ma nello stesso tempo una capacità di autonomia anche finanziaria per affrontare le sfide future, collaborando con le istituzioni e forte dell'appoggio del mondo confcooperativo. Ma l'occupazione nella grande maggioranza dei casi, oltre 2/3, è rimasta stabile, quindi le cooperative hanno cercato di ottemperare a uno dei loro asset fondamentali, che è quello della salvaguardia dei posti di lavoro. Hanno cercato di non fare né richieste di moratorie né richieste di prestiti garantiti, ma stanno cercando di giocare il tutto in modo autonomo. Questo evidentemente per non indebitarsi a fronte di quando ci sarà, una ripresa della congiuntura. Infine, il dato che emerge è che c'è una valutazione molto positiva per quello che riguarda la singola propria cooperativa e la Regione Veneto. 3 cooperative su 4 dichiara di sentirsi vicina a Confcooperative, nel senso sia di richieste fatte di aiuto, ma anche di essere state contattate. Un legame profondo tra regione e cooperative è sottolineato anche dal presidente del Veneto Luca Zaia, che promette sempre maggior dialogo e collaborazione e in prospettiva la riforma autonomistica. Sono uno degli interlocutori, degli attori fondamentali dell'economia del Veneto, e possiamo dire che la cooperazione del Veneto ha saputo rinnovarsi, essere impresa ed essere pulita. Abbiamo un ottimo rapporto, è leale, di lealtà, di sincerità e di confronto, a volte magari anche un confronto forte, ma è sempre nell'interesse della comunità. Io penso che se dovessimo chiudere con uno slogan, sono come la Panda, no? Ricorda la vecchia pubblicità della Fiat, se non ci fossero bisognerebbe inventarle. Da parte sua, Confcooperative del Veneto mette in campo le proprie specificità, il proprio welfare, il suo essere soggetto economico importante, capace di cogliere le opportunità di una crisi profonda. Quindi da una parte un problema, dall'altra parte un'opportunità. Se vogliamo concentrarsi sul lavoro classico, bene, abbiamo la possibilità di avere una rete di supporto di welfare molto valida. Accanto, l'abbiamo scoperto e credo e spero che continuiamo a ricordarlo, a una struttura sanitaria di eccellenza che nessuno in Italia e nel mondo ha. La collaborazione con la Regione c'è. Che cosa chiederemo? Di aumentare la collaborazione. I bisogni sono cresciuti, ci sono una serie di problemi che sono esplosi, un passo dopo l'espressione politica, moltiplicare l'occasione di incontro per sciogliere i nodi problematici che ci sono. In primis quello delle risorse, secondo le disparità fra territorio e territorio di servizi e di risposte. Ci deve essere un ruolo della Regione molto più attivo, noi saremo al loro fianco, mi auguro con capacità non rivendicativa ma propositiva e di intercettazione di soluzioni. Dal Veneto alla Sicilia la parola d'ordine, protezione, territorialità, ancor più in un Veneto in cui alcune tradizioni sono radicate, nonostante le difficoltà pratiche, economiche e burocratiche, guardando ad una ripartenza ma preparati e in rete con le istituzioni, con una sostenibilità economica e sociale. C'è sicuramente nel Veneto un ancoraggio molto forte, perché qui c'è una storia, c'è un attaccamento alle tradizioni, ai propri territori, però questo si riscontra un po' a livello generalizzato, di più o di meno, ma generalizzato un po' in tutta Italia, che è proprio un tentativo di chiudersi per essere più protetti all'interno del proprio ambiente. Quindi questo ci porta però anche degli effetti positivi che in qualche misura possono essere un buon motivo per la ripartenza, cioè la riscoperta di un turismo locale, la riscoperta di una gastronomia locale, la riscoperta di prodotti tipici, la riscoperta di più attenzione sul cibo,
non più il primo prezzo, ma il prodotto giusto. E quindi questo ci porta alla valorizzazione anche del lavoro. Io lo dico alle nostre cooperative, è anche un'opportunità. Nella crisi questo può diventare anche un'opportunità. Va colta perché stanno cambiando anche le esigenze e i gusti dei consumatori, dei nostri cittadini. Non so se sarà irreversibile, ma sicuramente per un buon periodo di tempo sarà così.